Bravo che dopo il caffè questa sera qui a Cormons, oltre il limite, per presentare una serata di jazz tutta particolare, no? Mi confermi? Sì, è un viaggio tra il jazz e la musica folk, diciamo che abbiamo tracciato una linea orizzontale tra questi due mondi apparentemente lontani, ma che in realtà hanno molte cose in comune, ecco. Viene spontanea la domanda, no? Sentire voi giovani suonare, cantare e raccontare il jazz. Giovani? La prima cosa, no sì. Beh, il jazz in realtà è una musica immortale, non ha età e soprattutto è una musica che si può sempre rendere nuova, non è una questione di quanto tempo fa è stata scritta. Il jazz è tutto, è un mood, non è un genere, ecco. Di quanto tempo che operate sul territorio? Beh, io sono abbastanza nuova di queste terre, come si sente dall'accento non sono originaria di qui, sono 2 anni che sono qui. Loro invece, chi da Pordenone, chi da Monfalcone, e poi ci siamo trovati a Udine. Si dice che il Friuli è freddo, no? Ad accogliere un certo tipo di musica, però ho visto la serata molto calda. No, è vero, è vero. Anche io confermo questa cosa qui, soprattutto magari anche non di facile ascolto, sono brani originali, brani che ho scritto io e anche brani appunto della tradizione jazzistica che abbiamo un po' combinato insieme, eppure la risposta è stata positiva. Quindi possiamo dire che un locale come il Limite si sposa a far conoscere ulteriormente il messaggio e la vocazione del jazz e anche delle musiche articolate in esso? Beh, secondo me buon cibo e buona musica vanno bene insieme. Sono 2 arti diverse, la cucina e la musica, ma che si sposano bene. Una predispone all'altra, si mangia bene e si ascolta anche bene. Senti, il prossimo appuntamento dove possiamo ascoltarvi? Prossimo appuntamento sotto le feste di Natale con altre repertorio gospel, visto che si va verso le festività a Udine. Complimenti e auguri. Grazie.